Ne abbiamo dato notizia ieri. Nelle case di 1 milione di cittadini veneti, quindi una cifra significativa, stanno arrivando i bollettini di contributo alla bonifica. Vediamo di capire anche l'entità di questo intervento e a che cosa serve con il direttore dell'Unione Veneta Bonifica, Andrea Crestani. Benvenuto. Buongiorno, benvenuti a tutti. Grazie per la disponibilità. Allora, intanto ricordiamo di che cosa si occupa l'Unione Veneta Bonifiche. Allora, l'Unione Veneta Bonifiche è l'associazione che riunisce i 10 consorzi di bonifica del Veneto, come la legge 12 del 2009 ha riorganizzato, quindi li ha ridotti da 20 a 10. I consorzi di bonifica garantiscono la manutenzione dei canali e operano sulla sicurezza idraulica del territorio. In realtà noi manutentiamo 25.000 chilometri di canali su tutto il Veneto, circa il 65% della superficie dell'intero territorio della nostra regione è gestito da un punto di vista idraulico da questi 10 enti che fanno capo poi all'Unione Veneta Bonifica in sede regionale. Ecco, i canali che gestiscono l'acqua che arriva da dove? Quella pluviale, quella dei fiumi, cioè qual è la fonte? Allora, noi gestiamo le acque meteoriche e quindi tutta l'acqua che viene dal cielo in modo particolare, sia nelle campagne attraverso i canali di scolo e praticamente i conduttori che poi portano l'acqua a mare, e in modo particolare recapitiamo all'interno dei nostri canali tutta l'acqua che proviene dalle fognature bianche o comunque dai depuratori dei centri urbani, quindi tutte le acque che cadono sui tetti delle case, cadono sulle aree impermeabilizzate, quindi cementificate, che poi defluiscono attraverso i condotti fognari, sia misti, quindi con la fognatura nera, o direttamente cosiddette bianche, cioè l'acqua meteorica pura, che arriva ai depuratori, i cui depuratori poi la devono scaricare su dei canali per portarla a mare. Ecco, tutto questo tipo di convogliamento, vettoriamento delle acque meteoriche viene gestito dai consorzi di bonifica attraverso i canali, e soprattutto la gestione di impianti idrovori che servono a sollevare man mano che l'acqua ne ha necessità fino a portarla al mare e farla defluire, praticamente mantenendo asciutto il territorio. Vi ricordo che noi gestiamo per conto giustamente della regione 400 impianti idrovori che tengono asciutto il nostro Veneto, che dobbiamo ricordare a tutti, per circa un terzo del suo territorio, sono circa 400.000 ettari di superficie, è un Veneto che è sotto il livello del mare, quindi è un'area importantissima che va da Rovigo, passa per Padova e arriva fino nel Veneto orientale, soggiacente, come si dice, al livello del mare, che senza l'azione di questi impianti idrovori e quindi per uno scolo delle acque meccanico, sarebbe soggetto pian piano a un impaludamento, quindi una regressione di quelle che sono le attuali condizioni di vita. Siamo alle soglie dell'autunno, che ci auguriamo piovoso in maniera uniforme, ma nel caso dovessero manifestarsi episodi come negli ultimi anni purtroppo abbiamo imparato a conoscere, il sistema è in grado di reggere o di che cosa ha bisogno ancora per migliorare l'efficienza? Il sistema del Veneto è un sistema molto efficiente, peraltro non è fatto solo dei 25.000 chilometri di canali che noi manutentiamo, ma è fatto anche dai grandi fiumi. I grandi fiumi non sono competenza di consorzio di bonifica, ne ha competenza il Genio Civile, che provengono dal Magistrato alle Acque, quindi è lo Stato e la Regione in realtà che hanno competenze sui grandi fiumi. In realtà il territorio, qualsiasi territorio, non può essere al sicuro dai grandi eventi meteorici, che hanno tempi di ritorno sicuramente non frequenti, ma generalmente da 50 a 100 anni, perché in realtà il rischio alluvioni anche la Comunità Europea lo definisce un rischio non eliminabile. È un rischio che va ridotto al minimo, garantendo la maggior sicurezza possibile. Lavoriamo invece molto in questi ultimi anni per mettere in sicurezza un territorio da un punto di vista di quello che è il frutto dei cambiamenti climatici. Queste grandi piogge molto intense e brevi, sempre più concentrate, che rischiano di creare
ogni volta che si verificano allagamenti, quindi non alluvioni, ma allagamenti nei centri urbani, centri abitati, le frazioni, le aziende, i terreni. Quindi questi tipi di fenomeni sono dovuti a una modifica del cambiamento climatico, che ormai è evidente e sotto gli occhi di tutti. Queste sono opere che i consorzi di bonifica stanno mettendo in campo attraverso casse di espansione, quindi vuol dire contenere queste piogge perché non entrino direttamente negli impianti fognari e nei canali, quindi provocano allagamenti, le trattenelle per poi farle defluire con calma. Stiamo lavorando con notevole insistenza su questo, purtroppo a volte i finanziamenti sono pochi. Proprio inerente alla contribuenza, dobbiamo dire che tutto quello che ho detto finora, ciò che possiamo fare noi e che stiamo facendo lo facciamo solo grazie al contributo dei privati. Non è la risorsa pubblica, non è fra virgolette la politica che finanzia questo tipo di interventi. Le grandi opere e le opere pubbliche vengono finanziate dal pubblico, però il resto, tutta la manutenzione, la messa in sicurezza dei canali e quindi garantire che gli allagamenti non si verifichino o creino o possono creare meno danni possibili, questo lo facciamo grazie al contributo dei singoli privati che intervengono attraverso questo sostegno ai consorzi di bonifica. Pagano in base alle proprietà, ognuno contribuisce con un po' di quello che è la proprietà che incide sul nostro territorio. Facciamo un esempio. Un'abitazione in un centro abitato contribuisce per qualche decina di euro rispetto al fatto che un piano di classifica, quindi uno strumento molto tecnico, stabilisce quella superficie impermeabilizzata dovuta alla casa di abitazione scarica sulle reti poi consortili una quantità di acqua. Questo genera ovviamente la necessità di avere un contributo innanzitutto per smaltire le acque meteoriche. Ecco, questo è in realtà il contributo che i cittadini vengono chiamati ogni anno a pagare e a contribuire per poter fare però queste importanti opere di manutenzione. Di tutto quello che voi introitate appunto dai contributi dei privati o dei consorziati, quanto viene speso per lavori e quanto per la gestione interna, quindi per gli stipendi per i dipendenti? Certo, queste sono due cifre che noi riteniamo molto importanti e da porre anche all'attenzione proprio come trasparenza ai cittadini che pagano. I nostri enti sono enti molto efficienti da un punto di vista della gestione perché intanto abbiamo un gruppo di persone che lavorano che è di 1200 dipendenti. Di questi 1200 dipendenti abbiamo una grossissima percentuale che lavora in campagna e quindi sono tutti operai, trattoristi e persone che lavorano nella manutenzione. Paghiamo di tutto quello che introitiamo, che sono circa 106 milioni di euro, il 40% è destinato al costo del personale e il 60% è interamente dedicato alle manutenzioni. Quindi questo è un dato che per noi è un orgoglio di dichiarare perché è frutto proprio di una gestione oculata proprio e di trasparenza, ma oculata perché questo ci preme sempre ribadirlo, perché la gestione di consorzi di bonifica non è una gestione fatta dal pubblico o dalla politica, la gestione è fatta dai consorziati, difatti gli enti consortili sono autogovernati. Ogni 5 anni si tengono delle elezioni, i contribuenti sono chiamati a eleggere dei rappresentanti e sono gente che praticamente contribuisce e paga, quindi la gestione efficiente è anche in funzione del fatto che chi è seduto nel consiglio di amministrazione è il primo direttamente coinvolto se domani dovesse pagare. E questi consigli di amministrazione in realtà sono praticamente quasi possiamo dire gratuiti, perché il costo complessivo di 25 membri del consiglio di amministrazione che non fanno politica, ma è quasi volontariato, ha un costo di 30.000 euro lordi per ogni consiglio di amministrazione. Lordi parliamo, quindi praticamente i consigli di amministrazione hanno un gettone di presenza di 70 euro lordi per ogni seduta che fanno, qualche centinaia di euro all'anno per ogni consigliere. Ecco, questo perché in questi giorni i costi della politica ci fanno anche ci portano a dover chiarire con il contribuente che paga cosa costa un consiglio di amministrazione. Ecco, quindi
1200 dipendenti che lavorano in tutto il Veneto, in questo grandissimo comprensorio che è circa il 65% di tutta la nostra regione. Ricordo sono 1.200.000 ettari di superficie, e quindi un orgoglio dare questi numeri, perché in realtà di fronte al fatto che molto spesso i consorzi vengono accusati per essere dei carrozzoni, degli enti inutili che non servono, in realtà oggi possono essere presi ad esempio o come gestione virtuosa nella gestione della manutenzione del territorio.